Aggressione ad un autista di Bus Italia Veneto colpito in faccia con violenza da un passeggero di origine cinese. Il parapiglia martedì pomeriggio alla fermata davanti ai giardini dell'Arena. L'autista della linea 22, proveniente dalla Mandria diretto all'Arcella, è uscito dalla cabina di guida per azionare la pedana per permettere ad un passeggero disabile di scendere. Questo però ha infastidito un altro utente del mezzo che si è lamentato con l'autista di averci messo troppo tempo ad azionare la pedana. Poi, senza aspettare una risposta, l'uomo ha colpito violentemente il volto del conducente. Sul posto è intervenuta subito una volante della polizia che ha cercato l'aggressore, che però è scappato immediatamente. L'autista intanto è stato accompagnato al pronto soccorso. Noi nei scorsi mesi, come comune, insieme anche alla polizia locale e all'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, abbiamo iniziato a compiere delle perlustrazioni insieme ai controllori a bordo dei mezzi e del tram, soprattutto nelle zone più calde della città dove avvenivano storicamente più aggressioni. Abbiamo avuto in realtà un buon feedback, continueremo a farlo se ci sarà necessità. In questo caso spiace moltissimo, soprattutto perché l'autista stava svolgendo il suo compito in maniera egregia. Purtroppo quando ci si trova di fronte a delle persone che, come dire, non accettano il buon vivere, le regole del vivere civile, succedono queste cose. Noi però, lo ripeto, come abbiamo già fatto negli scorsi mesi, siamo disposti a continuare a farlo qualora ci fosse la necessità.